2 giorni di degustazione di vini, prodotti tipici della Valle del Belice, workshop e spettacoli. Questo in sintesi quanto esposto alla Sagra del Vino a Montevago che si è svolta lo scorso 13 e 14 ottobre. L'evento è stato già presentato per la prima volta al Vinitaly di Verona ed è promosso dall'amministrazione comunale di Montevago, retta dal sindaco onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, in collaborazione con la Strada del Vino delle Terre Sicane e il patrocinio dell'assessorato all'agricoltura della regione. Sindaco, una riuscitissima 23esima Sagra del Vino in cui Montevago si ripropone con le sue ricchezze enogastronomiche ma anche con una forte spinta verso il turismo e lo sfruttamento delle risorse culturali. Questo vuole essere, diciamo, la mission di questa sagra. Dico, come ho detto più volte, la consuetudine e l'avere mantenuto, malgrado i momenti di crisi, un evento che ormai appunto è alla sua 23esima edizione, credo che sia in fondo una ricetta vincente. Montevago è un piccolissimo paese, però stasera vedere una sfilza di camper e quindi gente che da fuori viene per apprezzare quello che il territorio offre, che è un apprezzare, è vero da un lato ciò che l'enogastronomia offre, dai formaggi ai vini, all'olio, alla cassatella sfigliuliata eccetera, ma anche quel piccolo, quel minimo di tesoro che abbiamo, per noi è motivo di vanto e soprattutto la riuscita di questa sagra con il tempo anche favorevole contro ogni previsione ci invita a continuare, ribadisco, anche in momenti in cui la crisi si sente, insomma, ecco, però la gente in fondo risponde. Oggi abbiamo fatto un convegno sull'anno del cibo e devo dire che il 2018, per ricordare questo bravissimo chef che era Gualtieri, l'Italia ha indetto l'anno del cibo, l'anno scorso era l'anno del borgo, 2 anni fa era l'anno, che ne so, dei cammini, mi pare di capire. Noi quest'oggi abbiamo pensato, assieme alle associazioni culturali, assieme ai giornalisti, assieme agli operatori del settore e assieme alla politica, di proporre al governo regionale l'anno prossimo l'anno della cucina siciliana, e questo potrebbe essere un modo dove tutti i territori possono esportare in qualche maniera la loro ricchezza, le loro peculiarità e soprattutto la gastronomia, che comunque tira sempre e coinvolge comunque. Oggi abbiamo alcuni vini della linea Mandra Rossa, che è la linea top, il brand top di Cantine Sette Soli, che si trova a Menfi. Abbiamo un vino leggermente mosso che si chiama Cala Mossa, che è questo che vi faccio vedere, sì, che è stato presentato al Vinitaly 2018 a Verona, e poi abbiamo un vino bianco fermo che è il Sant'Annella, che è un 70% Fiano, 30% Chenin Blanc, ed è un vino barriccato. Poi abbiamo un vino rosso chiamato Timper Rosse, che è un 100% Petit Verdot. E poi abbiamo una vendemmia tardiva che è quindi dal nome stesso vendemmia tardiva, chiamata comunque Cala dei Tufi, sono delle uve di Chardonnay, vengono vendemmiate tardivamente, quindi che cosa succede? Che l'acqua dell'acino si asciuga di queste uve e quindi rimangono gli zuccheri all'interno dell'acino, e quindi per questo è un vino dolce. Oggi è una giornata di grosso impegno per il vostro istituto che si trova qui alla Sagra del Vino. Cosa proponete? Allora, noi proponiamo soprattutto piatti tipici del luogo e abbinate alle preparazioni fatte dai nostri alunni di Castelvetrano. Cosa? E in particolar modo una pasta fatta con il vino rosso, che poi successivamente viene fatto con un impasto di salsiccia, è presentata con del formaggio tipico locale e la muffuletta tipica del Belice, condita con l'olio fresco novello.